Mascherine e avvocati distanziati l'uno dall'altro per rispettare le norme di sicurezza. In un clima difficile, i legali hanno infatti lamentato un rischio di assembramento in un'aula, ci hanno detto, poco adeguata ed organizzata. Udienza questa mattina qui in aula Bunker per il maxi processo alla clan casalese di Eraclea, oltre un centinaio gli avvocati e soprattutto gli imputati che si sono collegati in videoconferenza. Dai rispettivi penitenziari gli imputati hanno seguito passo per passo la prima udienza. Alla sbarra ci sono 46 persone, tra cui l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre ed il presunto boss Luciano Donadio. Un centinaio di pagine di capi di imputazioni, ma anche centinaia di testimoni che saranno sentiti nel corso delle udienze. 21 le persone che devono rispondere di associazione mafiosa. Ma oggi è stata la giornata nella quale gli avvocati hanno chiesto l'esclusione di alcune parti civili, tra le quali la Regione Veneto, la città metropolitana, i sindacati. Per ragioni di forma, molto spesso, perché questi atti, secondo la nostra valutazione, hanno dei difetti, e per ragioni di merito in relazione alla fondatezza delle pretese risarcitorie. Non tutti, secondo noi, hanno diritto di chiedere quello che chiedono. Ricordiamo che secondo la DDA di Venezia il clan casalese ha dominato Eraclea per quasi 20 anni con estorsioni, minacce, accordi illeciti con la politica e l'imprenditoria locale. L'avvocato Gentilini, legale dei Donadio, padre e figlio, poi ha spiegato la posizione dei suoi assistiti. Sono fermamente determinati nel dimostrare che non c'è stato nessun fenomeno mafioso sul bellissimo e ridente territorio del comune di Eraclea, e qui qualcuno dovrà spiegare in quest'aula finalmente come sia possibile che nessuno si sia mai accorto che dal 1999 operava un'associazione di stampo camorristico libera di agire e mai disturbata da nessun intervento dell'azione giudiziaria o da interventi di polizia. Gli fa eco l'avvocato Mauro Serpico, legale di Antonio Pacifico. La posizione più delicata è quella del signor Pacifico Antonio, che è accusato di essere uno dei capi promotori di questa organizzazione criminale, e le altre sono sicuramente un po' più marginali in questa vicenda. Il Pacifico Antonio è ritenuto essere uno dei capi promotori, fondatori insieme al Donadio di questa associazione, e contestata fino al gennaio del 2019. Pomeriggio di nuovo in aula, dopo l'udienza di oggi ne sono state fissate già altre 25.